La voce di Francesca Michelin, l'applauso del nostro palazzetto dello sport. Ciao Francesca, come va? Usiamo quel microfono lì? Arrivo anch'io di qua. Okay, ma so che vi siete già conosciute voi, noi perché sì. hai fatto un'intervista in radio, insomma hai fatto un sacco di cose. Con Radio Company ci siamo già viste un sacco di volte, sì. Allora, noi non vogliamo fare un'intervista, non vogliamo rompere questa magia che sei venuta a creare, però grazie alla sua presenza questa sera rubiamo ancora un brano barra due, e tu che sei una DJ radiofonica, come presenteresti questi due brani? Elisa, che ha scritto per lei tra l'altro, e scusateci se è poco, e tra le altre cose ricordiamo anche che Francesca nel 2011 ha partecipato a X Factor, ma credo lo sappiate tutti, e l'ha anche vinto. E cos'è che ha fatto? Ha pensato bene di vincerlo. Io sono curioso, voglio di ascoltarla. Sì, e allora? Ora si va a ascoltare Sola e Distratto, grazie. Francesca Michelin. Si legge negli occhi perché non c'è un peso da nascondere, e quel vestito da stringere un po'. Intenzioni che non bastano, eternamente le parole sono le più belle, rotte la tua voce mentre il cielo piange. Sei sola, sola, non sola, ti senti sola, sola. Si legge negli occhi perché sempre più rare le tue lacrime, la nostalgia per chi non